Il Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presieduto dalla professoressa Maria Assunta Iacona, anche quest'anno nell'ambito dell'attività del service, impegno sociale, persone fragili e progettualità, ha donato alla Valle dei Templi di Agrigento una targa braille per i non vedenti che descrive l'agorà dell'antica Akragas. La cerimonia di consegna e di scopertura del cursore si è svolta giorni fa presso l'importante sito archeologico alla presenza delle autorità civili e lionistiche. Si è concluso così nel modo migliore un anno sociale presieduto dalla presidenta Susi Iacona, che ha visto il Lions Club Agrigento Valle dei Templi protagonista di iniziative di grandissimo impatto sul nostro territorio. Insomma, è un piacere scoprire questa targa che intanto, come diceva la professoressa Iacona, è un discorso di inclusione. Noi teniamo molto come parco, come museo, all'abbattimento delle barriere architettoniche, all'ampliamento anche dell'accessibilità cognitiva, e avere una tabella con i caratteri in braille che illustrino le caratteristiche di questo scenario, che è quello del Tempio Romano, che è quello del Bulotherion, mi sembra un fatto assolutamente ragguardevole, per il quale possiamo essere solo grati ai Lions. Grazie sicuramente al Parco Ecologico nella persona del dottore Sciarrata che lo dirige, nella persona di Maria Concetta Parello, ma anche nella sua persona che oggi ci accoglie in questo posto straordinario, testimone di una storia veramente antica, le radici di Agrigento. Noi oggi qua siamo per posizionare, appunto, per donare questa targa a tutti coloro che ne vogliono fruire, e in particolare alle persone, insomma, che hanno un problema alla vista, perché è giusto, proprio per il principio di inclusività e in nome di quel principio dell'abbattimento delle barriere architettoniche, fare in modo che tutti, a prescindere dalle proprie diversità, possano fruire delle nostre bellezze. Io sono orgogliosa oggi di essere qua, perché ancora una volta andiamo a rivalutare quello che il nostro territorio offre in termini di storia, in termini di turismo, in termini di ricchezza, di cultura. Cioè noi ci troviamo in un luogo che in maniera straordinaria oggi, già girandoci verso questa agorà, ci riporta indietro nella storia, dicendoci chi siamo. In fondo l'agorà era il luogo degli incontri, dove si sviluppava l'economia, dove si sviluppava la filosofia, la cultura, la civiltà. Ecco, oggi quest'Humanitas noi cerchiamo di recuperarla anche facendo un'azione di questo tipo, e siamo orgogliosi di essere stati accolti dal parco, perché vogliamo comunque continuare a farlo negli anni, cercare di individuare via via i siti che possano essere validi per poter donare ancora una volta altre targhe